Presentato presso la chiesa di Santa Croce ad Agrigento, il docufilm prodotto dall'Ordine degli Architetti della nostra provincia, già proiettato Expo Milano lo scorso 22 agosto, dal titolo Agrigentum Insignum Architetture. Da cosa nasce l'idea di questo film? L'idea del film nasce intanto quella di promuovere il territorio della provincia di Agrigento, ma soprattutto quella di promuovere la figura dell'architetto che opera nel nostro territorio, nella nostra provincia. Una figura che molto spesso non è conosciuta e non è riconosciuta per le sue qualità e per le sue doti. Il film, quali sono stati i criteri? Cosa narra? Allora, il film è un breve racconto appunto del nostro territorio, intanto mette in evidenza le peculiarità indistintamente sia delle grandi città ma anche dei piccoli borghi con i quali noi ci andiamo a confrontare, ma soprattutto narra la storia dell'architetto agrigentino che attraverso il confronto con la storia, col paesaggio, riesce a modificarlo utilizzando canoni di architettura moderni, forse anche a cui siamo poco abituati, diciamo, ma che riescono perfettamente a riallacciare il percorso storico della nostra terra. Ecco, cosa dire di questa esperienza all'Expo Milano che vi ha visti presenti in ben 2 momenti, insomma sicuramente una cosa particolarmente apprezzata. Sì, una bella esperienza, non c'è dubbio. Il primo momento, quello del convegno, dobbiamo ringraziare appunto l'assessorato alle infrastrutture, il quale ci ha ritagliato uno spazio non indifferente dove abbiamo parlato appunto di resilienza, un tema che a noi c'è molto caro perché il concetto oggi di resilienza è un concetto che ci induce a riacquistare fiducia dai nostri sbagli, quindi a ripartire, cosa per la quale ovviamente siamo sempre stati molto bravi e per cui diciamo proprio oggi non ci dobbiamo tornare indietro. Quindi il nostro relatore Raffaella Giambra, nostra iscritta all'ordine ma anche il rappresentante di Legambiente ha portato questo contributo al convegno in maniera molto significativa. Il secondo momento, quello della promozione del territorio, era un momento che noi sicuramente non potevamo mancare, in quanto, torno a ripetere, teniamo molto appunto alla qualità del costruito, alla qualità del territorio, per cui promuoverlo sicuramente è uno dei nostri obiettivi futuri. Fare l'architetto ad Agrigento è sicuramente una cosa un po' particolare per via delle tante presenze antiche, storiche, la Valle dei Templi, quindi come si sposa, diciamo, l'architettura postmoderna con la salvaguardia e anche la tutela dell'immagine antica, vecchia, storica? Allora, come dice Zaha, se vuoi una vita semplice non fare l'architetto. Quello dell'architetto appunto è un mestiere complicato, difficile proprio perché deve continuamente riallacciarsi e confrontarsi con il costruito. Noi non siamo, soprattutto il territorio nel quale operiamo non ci consente di cancellare la storia del costruito, quindi il nostro rapporto, il nostro confrontarci continuo con il costruito deve essere sempre costante. Ovviamente dobbiamo anche mettere del nostro in maniera sapiente e in maniera da bravi discenti, cioè da bravi studiosi di quello che è il realizzato. Una valutazione intanto di questa iniziativa e di questa presentazione del DVD che ha visto Agrigento presenti all'Expo 2015. Votazione assolutamente positiva perché finalmente si comincia a dibattere sull'architettura contemporanea anche ad Agrigento. Agrigento è un luogo in cui l'architettura contemporanea in realtà non c'è stata. Per decenni l'architettura contemporanea ha coinciso semplicemente con la produzione di metri cubi e quindi quella contemporaneità non era capace di confrontarsi con il passato straordinario che ha avuto questa città. Oggi finalmente gli architetti invece si mettono in discussione lasciando perdere i metri cubi e cominciando a occuparsi di qualità dell'architettura. Se si comincerà a fare davvero dell'architettura di qualità, secondo me dovremo non avere paura di confrontarci con il nostro passato straordinario. Gli architetti hanno sempre trasformato il territorio, lo hanno fatto per dare qualità della vita alle proprie comunità. Gli architetti agrigentini nel presente e nel futuro dovranno fare questo. L'importante però è non ripetere gli errori del passato. Lei nel documentario citava l'esempio della passerella della Valle dei Templi che si è fatta però con tante polemiche, l'esempio di un connubio
di un'architettura moderna che si sposa anche con la storicità del luogo. Polemiche che oggi secondo me sono superate grazie appunto alla qualità dell'architettura. Le polemiche erano dovute al fatto che si pensava che l'architettura contemporanea non potesse trovare spazio in un luogo importante come la Valle dei Templi. A nostro modo di vedere invece le cose non stavano così, bisognava pretendere una buona architettura, un'architettura umile, capace di confrontarsi con la città classica. Mi pare che alla fine l'obiettivo si sia raggiunto ed è appunto la dimostrazione che l'architettura contemporanea può stare dentro un contesto di vestigia straordinarie e allora a quel punto se si può fare architettura contemporanea nel cuore della Valle dei Templi vuol dire che l'architettura contemporanea di qualità si può fare dovunque. Si parlava anche nel suo intervento nel film di qualità della nuova architettura, di ripensare la vivibilità delle città con maggiore verde, anche le stesse abitazioni che da un lato consumeranno meno energia, dall'altro ne produrranno di più. Ci saremo costretti perché il cambiamento climatico, che è un fenomeno che sta cambiando il nostro pianeta, cambierà inevitabilmente il modo di fare architettura, cambierà inevitabilmente, lo sta già facendo, le nostre case che consumeranno meno energia e anzi produrranno energia elettrica rinnovabile e alla fine cambieranno le nostre città. Le nostre città saranno città più efficienti, città più verdi che dovranno avere suoli più permeabili per rispondere a due esigenze, quelle di evitare le esondazioni dei valloni, dei torrenti e quello di evitare le isole di calore. Questo vuol dire che tra 30 anni le città che conosceremo saranno molto diverse da quelle odierne. Io mi auguro che siano città molto più belle di quelle della città contemporanea. Mi pare che dibattere di questo, confrontarsi su questo, formarsi su questo sia il modo migliore di pensare un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti. Lei fa parte della nuova amministrazione, che inbutti darete a una nuova vivibilità per la città di Agrigento? Tutti questi concetti che ho appena espresso proveremo a farli diventare proposte per la città, quindi una città più verde, una città con maggiore verde attrezzato. Guardate, da noi nel piano regolatore generale c'è una idea che si chiama parco territoriale, che prova a ribaltare la logica con cui il verde che sta tra i poli urbani di Agrigento sia un luogo di nessuno, un luogo utile solo per creare discariche abusive di rifiuti solidi urbani. Noi punteremo a fare diventare invece quegli spazi di verde attrezzato che possano rendere la città di Agrigento una delle città più verdi d'Europa e quindi più vivibili d'Europa. Col suo intervento qui a questo convegno lei è intervenuta anche nella stesura del DVD, del documentario, con un'analisi sui rapporti, su questo divario fra nord e sud. Sì, abbiamo voluto cominciare questa carrellata sull'architettura che caratterizza il territorio agrigentino non semplicemente valorizzando la città di Agrigento, la microarchitettura, ma con uno sguardo d'insieme al territorio più vasto, un territorio quindi non necessariamente quello più noto, forse, quello più facile come la zona costiera, ma ci siamo affacciati a studiare dei comuni che all'interno rappresentano l'emblema presumibilmente di questo grande divario di cui si parlava, perché sono comuni soggetti a spopolamento, che ha un forte calo, problematiche di tipo economico, chiaramente, abbandono delle campagne, ma di contro hanno tutta una serie di potenzialità, di risorse, di valori di tipo paesaggistico, di sostenibilità naturale che andrebbero rivisti, valorizzati, se chiaramente messi in rete, in una logica di rete, di valorizzazione anche creativa di questo patrimonio. E questo è quello che abbiamo proposto in una precedente ricerca che stiamo portando avanti e che ci auguriamo possa essere anche un metodo che poi possa essere anche replicato in altri contesti. Lei è anche docente al CUPA, docente in urbanistica, ecco, una sua testimonianza su questo corso di laurea e anche sui futuri architetti che usciranno qui appunto ad Agrigento. Il corso di laurea di architettura di Agrigento è un corso di laurea che c'è da diversi anni, quasi 15 ormai, ed è uno dei corsi di laurea
chiaramente io non le posso dire più attivi, più validi, e i ragazzi che sono usciti fuori da questo percorso sono ragazzi molto in gamba, che hanno realmente compreso il valore dell'architettura a 360 gradi. Io ritengo che sia una grande risorsa, chiaramente per il territorio, da un punto di vista culturale, sociale e non per ultimo certamente anche economico. Quindi io mi auguro che queste problematiche politiche possano al più presto essere messe da parte per dare invece un taglio diverso e anzi esplicarsi un implemento di questo ruolo del corso di laurea magari più legato al Mediterraneo, al valore strategico che ha Agrigento come baricentro del fronte africano della Sicilia sul mare. Emerge un'ultima domanda, emerge un'immagine nuova, diversa, almeno dal dibattito della figura dell'architetto? Sì, sì, certo, non da poco ormai l'architetto si è capito che non è più colui che deve costruire il palazzo, anche perché di costruzioni ne abbiamo sicuramente molte e molte non utilizzate, molte abbandonate, anche nuove, non necessariamente soltanto nei centri storici. L'architetto nella sua formazione e nel suo obiettivo finale deve comprendere che ha altri ruoli, che ha altre potenzialità, ed è questo quello che noi diamo con tutti i colleghi all'interno del corso di laurea, con tematiche quali il restauro, il paesaggio, chiaramente l'urbanistica e la valorizzazione creativa. Questo diciamo è il mio ambito, ma anche diciamo un approccio a 360 gradi alla trasformazione del territorio, che è la missione dell'architetto comunque. Intanto come valuta questa iniziativa che mostra una certa vivacità dell'Ordine degli Architetti di Agrigento e la presentazione di questo DVD realizzato e presentato all'Expo 2015? Sono certamente iniziative positive perché promuovono l'immagine di Agrigento in modo positivo. Noi sappiamo bene che purtroppo molto spesso la città di Agrigento ha un'immagine deteriorata, non passa più l'immagine della Valle dei Templi, ma passa ancora più mediaticamente l'immagine dell'abusivismo, molto spesso demagogico, l'abusivismo nella Valle dei Templi, con quelle foto che conosciamo che ritraggono zoomate i palazzi della città vicino ai templi. Quindi questo è invece un'iniziativa che promuove l'architettura, promuove diciamo, il paesaggio, i beni culturali di Agrigento, ma promuove anche la figura dell'architetto, quindi l'architettura contemporanea. Ecco. Però noi dobbiamo, questi momenti devono anche darci uno spunto per una riflessione sulla necessità di cambiare un po' le cose, di rilanciare il progetto di architettura al centro di tutti i processi di trasformazione e gestione del territorio, e questo si può fare soltanto con gli strumenti idonei. Oggi i lavori pubblici come vengono affidati? Vengono affidati con procedure al massimo ribasso, dove i parametri i requisiti sono i fatturati, il numero dei dipendenti, la gara viene basata sul prezzo più basso. Diciamo che sicuramente non sono elementi che possono garantire la qualità e che impediscono anche al giovane creativo di potersi farsi conoscere. Ecco. Noi riteniamo che il concorso di idee, il concorso di progettazione debba essere rilanciato, rimodulato, e siamo riusciti con l'ultima legge che è stata varata al Senato, con la quale sarà delegato il governo a varare il nuovo codice dei contratti, a inserire il concorso di progettazione quale formula prioritaria per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. Questa per noi è una grande conquista e soprattutto adesso stiamo lavorando affinché diciamo che l'esito del concorso non sia vano, che quindi il ragazzo, il concorrente che ha vinto un concorso di progettazione poi sia l'affidatario della fase esecutiva dei lavori. Magari se questo ragazzo che ha tante idee ma che non ha un fatturato, non ha i requisiti tecnici per poter continuare, potrà in una seconda fase fare un ATI con altri professionisti e quindi superare questo problema. Però il potere contrattuale lo diamo ai cervelli, non lo diamo ai fatturati, questo è importante. Quindi da questo punto di vista noi riteniamo che il progetto debba essere lanciato sia per
per promuovere processi di rigenerazione urbana sostenibile e di qualità, ma anche per promuovere nuova architettura contemporanea. Noi dobbiamo avere il coraggio di uscire fuori da certi schemi. Se io le chiedo quali opere di architettura contemporanea ricorda ad Agrigento negli ultimi 20 anni, io lo metto in difficoltà, e invece non è così, non deve essere così, perché se no noi rischiamo che le nostre ultime generazioni possano essere ricordate dai nostri posteri soltanto come quelle generazioni del sacco degli anni 60, della speculazione edilizia. Noi dobbiamo avere il coraggio adesso invece di progettare nuova architettura contemporanea che riesca anche a dialogare con il patrimonio edilizio esistente. Si faceva oggi l'esempio della passerella che viene realizzata all'interno della valle. Quello è un atto di coraggio che noi abbiamo promosso negli anni 2006, 2007 2008, l'obiettivo è stato raggiunto e penso che questo possa essere un segno per incoraggiare altri interventi di questo tipo. Comunque sono emersi nel corso della tavola rotonda oggi interessanti spunti anche per una nuova figura, una nuova immagine dell'architetto che deve essere, diciamo, un architetto più al passo coi tempi, che deve stare meno dietro lo studio e più tra la gente, nel territorio. È un architetto che deve stare con la gente, deve studiare più gli aspetti sociali, che deve soprattutto mettere diciamo come obiettivo principale una nuova cultura di gestione del territorio. Rigenerazione urbana sostenibile. Non possiamo continuare a far crescere le nostre città a dismisura in maniera sproporzionata rispetto al reale fabbisogno, altrimenti assisteremo ad altri casi come quella di Agrigento. Poco fa facevo l'esempio al convegno: Agrigento 50 anni fa aveva 60.000 abitanti, oggi ne ha ancora 60.000, però nel frattempo è cresciuta a dismisura. C'è Fontanella, abbiamo Monserrato, abbiamo San Leone è diventato un vero e proprio paese, Borgata, Villaggio Mosè. È chiaro che tutta questa gente da dove è andata, visto che non c'è un incremento demografico? Ha lasciato il centro storico, quindi noi abbiamo un progressivo svuotamento del centro storico che non è stato causato soltanto dalla frana. Oggi siamo in questa bella piazza che è abbandonata, non immagini che sia stata soltanto la frana ad abbandonare questo quartiere, c'è stato anche il discorso della cattiva gestione del territorio, perché abbiamo sempre pensato di ampliare, mettendo all'agonia le casse comunali, perché un'amministrazione che a fronte di un numero di contribuenti sempre lo stesso, che non aumenta, deve gestire un territorio immenso con borgate dove deve portare l'opera di urbanizzazione primaria, secondaria, strade, fogne, asili, presidi ospedalieri, insomma, ecco, dobbiamo un po' comprendere che è arrivato il momento, così come facciamo spesso la spending review, dobbiamo cambiare cultura di gestione del territorio. Peraltro questa cultura degli ultimi 50 anni ha prodotto cemento e questo, diciamo, ha ridotto la quantità di acqua piovana che penetrano nel sottosolo, acqua piovana che non penetrando nel sottosolo si riversa nelle nostre strade fino a farle diventare dei fiumi, e poi sappiamo cosa succede con le alluvioni che, ahimè, registriamo sempre più frequentemente. Quindi la scelta di questo posto è anche simbolica, no? Della scelta di Santa Croce, insomma, è anche simbolica. Certo, la scelta di Santa Croce proprio ci rappresenta una parte della città ricchissima ma tristissima, perché è completamente abbandonata. Io vorrei rivedere qui attorno a Santa Croce la vecchia città di Agrigento, e io penso che se l'Agrigentino vuol crescere, e soprattutto se non vuole perdere progressivamente la propria identità e le proprie radici culturali, deve puntare a questo tipo di politiche di rigenerazione urbana.
dati dell'ultimo rapporto Svimez sul Mezzogiorno ci danno idea del forte divario che c'è tra nord e sud, e la necessità imprescindibile di trovare delle strategie di rinascita. Quali potrebbero essere queste strategie? Chiaramente lo studio che abbiamo preparato per l'ultima conferenza sulla società degli urbanisti si riferisce ad una zona, un'area interna della Sicilia, interna da un punto di vista geografico e interna anche ai sensi del documento DPS del Ministero, proprio sull'area interna, in quanto riguarda un gruppo di comuni definiti periferici e ultraperiferici. Ma come pensare una rinascita? Da qui si deve partire da una dimensione naturalmente sostenibile di queste aree, per il loro paesaggio agrario, per la loro assenza di inquinamento, per la loro dimensione di vivibilità propria di questi comuni, però facendo leva anche sui prodotti agroalimentari e quindi una valorizzazione integrata territoriale che tenga conto delle economie locali e che le valorizzi al meglio, per un turismo quindi di tipo relazionale, attento al processo e non tanto al prodotto. Ci sono due questioni che cambieranno nei prossimi anni il modo di progettare le nostre case e di conseguenza le nostre città.
sono la questione della qualità dell'architettura, del confronto della qualità dell'architettura con il territorio in cui questa architettura si va a realizzare, e la questione climatica. Il clima che cambia e cambiando cambierà il modo di progettare le nostre città. Agrigento, e in particolar modo la Valle dei Templi, è un luogo in cui per anni la comunità si è divisa su un tema, quello della realizzazione di un ponticello che avrebbe potuto garantire la possibilità ai turisti di attraversare tutta la Valle dei Templi senza attraversare una strada carrabile. Ci si è divisi perché qualcuno pensava che l'architettura contemporanea non potesse avere la possibilità di esprimersi in un posto come la Valle dei Templi, talmente importante dal punto di vista archeologico da non poter ospitare l'architettura contemporanea. È stato realizzato oggi un'opera di architettura contemporanea particolarmente bella, e quell'opera ha messo alla fine d'accordo tutti, perché è la dimostrazione che anche l'architettura contemporanea di qualità può tranquillamente confrontarsi con un passato straordinario come quello di Akragas. E quindi la qualità non è un problema, la qualità è lo strumento attraverso il quale invece la contemporaneità si può confrontare con il proprio passato, ma soprattutto con il proprio futuro. Un futuro in cui le città saranno molto diverse da quelle che abbiamo conosciuto, perché sono città che si dovranno confrontare con due rischi, soprattutto le città del Mediterraneo. Il rischio alluvioni per le piogge torrenziali, ma anche il rischio del calore eccessivo, delle isole di calore. Quindi dovranno essere città più verdi, città che dovranno avere un verde strumentale a un microclima più accettabile, ma saranno città in cui avremo anche delle case diverse da quelle di oggi. Saranno case che consumeranno meno energia e saranno case che probabilmente produrranno energia rinnovabile. Io penso che questa sia una grande sfida per il futuro dell'architettura, per il futuro degli architetti, che dovranno essere in grado di fare quello che sempre nella storia hanno fatto gli architetti, e cioè guidare la società contemporanea verso il futuro. Io sono convinto che anche oggi gli architetti di oggi potranno essere all'altezza di questa scommessa. Ciao, sono Andrea Bartoli e questo è Farm Cultural Park, è un centro culturale di nuova generazione dove la cultura e l'arte diventano uno strumento nobile per rigenerare un territorio e per dare a una città che non aveva un'identità, una dimensione di presente e di futuro. In questi anni da Farm Cultural Park sono passati diverse centinaia, diverse migliaia di artisti, creativi, designer, e questo, diciamo, è la cosa più importante di questo luogo, non tanto una collezione permanente, non tanto il valore delle opere quanto il valore delle persone che stanno passando, quindi ogni tanto tecnicamente ci piace definire questo posto come il museo delle persone. Farm Cultural Park è sicuramente la casa per tanti giovani architetti e devo dire grazie anche a tante persone che all'interno delle facoltà, le istituzioni universitarie ci hanno aiutato in questi anni, prima fra tutte Palermo con il professore Guerrera e Maurizio Carta, ma anche
Siracusa con Marco Navarra. Abbiamo collaborazioni con la facoltà di architettura di Tunisi grazie all'architetto Marco Scarpinato, ma anche con il Politecnico di Milano e con la facoltà di architettura di Tokyo. Io dico sempre che adoro lavorare con gli architetti rispetto che con gli artisti, perché gli artisti si sentono subito delle star, invece gli architetti hanno molto più spirito di sacrificio, capacità di lavorare in gruppo e anche diciamo, l'umiltà di costruire pezzo dopo pezzo dei percorsi che poi portano a dei risultati concreti.
Gli ordini oggi sicuramente devono assumere un ruolo diverso rispetto a quello loro istituzionale e tradizionale. Cambia la professione, cambia pertanto anche il significato di ordine. L'ordine deve uscire dalle proprie stanze, dalle proprie sedi istituzionali per incontrare il territorio al fine di promuovere la figura professionale dell'architetto anche in associazione con il territorio. L'architetto oggi non può pensare di operare in maniera separata dal territorio. Il territorio per l'architetto oggi è linfa vitale, sia per quanto riguarda la sua ricchezza di storia, di cultura, di paesaggio, ma anche perché continua sempre ad offrire nuovi spunti e nuovi punti di partenza per il lavoro dell'architetto. Soprattutto nel nostro territorio, quello di Agrigento, così ricco di storia e cultura proveniente appunto da diversi popoli, dalle diverse dominazioni che nei millenni ci hanno portato ad una variegatezza paesaggistica e territoriale fuori dal comune, fuori da qualsiasi schema. Bisogna dire che gli architetti agrigentini in tal senso sono una classe abbastanza formata, tecnicamente anche formata, perché hanno modo di confrontarsi quotidianamente con quello che è stato il costruito e quello che è il tessuto sociale. Per cui se dobbiamo ritrovare il rilancio e nuova linfa vitale per la nostra professione, sicuramente bisogna ricongiungersi al territorio di appartenenza. Amate l'architettura per le gioie e le pene alle quali le sue mura, sacre all'amore dal dolore, hanno dato protezione, per tutto quello che hanno ascoltato ed hanno conservato in segreto. Amatela per la vita che si è svolta in essa, amatela per il suo silenzio, dove sta la sua voce, il suo canto segreto e potente. Amate l'architettura antica e moderna. Esse hanno composto assieme quel teatro che non chiude mai, gigantesco, patetico e leggendario, nel quale noi ci muoviamo, personaggi, spettatori vivi e naturali in una scena al vero inventata ma vera, dove si avvicendano giorno e notte, sole e luna, sereno e nuvole, vento e pioggia, tempesta e neve, dove ci sono vita e morte, splendore e miseria, bontà e diritto, pace e guerra, creazione e distruzione, saggezza e follia, gioventù e vecchiaia. L'architettura crea lo scenario della storia, vero? Parla a tutti